L'intesa tra Veneto e Oriente è in forte crescita. Quanto i rapporti tra queste regioni nel mondo siano stretti lo si è dimostrato nel Forum Sud-Est Asiatico, 3 giornate di tavole rotonde e incontri B2B tenutesi nello splendido contesto di Castelbrando a Cison di Valmarino. L'evento è stato organizzato da Venice Promex, agenzia che promuove le eccellenze venete nei mercati esteri, e finanziato dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti. 30 operatori economici internazionali presenti, 53 le aziende venete, un totale di 300 incontri individuali per favorire processi di cooperazione tra le imprese di queste 2 zone. Quello che è importante è che momenti come questi che abbiamo avuto oggi siano momenti che poi perseguano nel tempo. Non è sufficiente fare un forum, il forum è come una start-up, dà l'avvio ad un processo di cooperazione, e quello che è importante è che tutti i soggetti che hanno contribuito allo svolgimento di questo evento possano poi mantenere stretti i contatti, che le nostre imprese assieme alle imprese del sud-est asiatico possono poi favorire processi di cooperazione. Con un mercato europeo ormai domestico è di fondamentale importanza avere una visione asiatica e australe per promuovere il Made in Italy, apprezzato in tutto il mondo. Il forum ha favorito così un'apertura per lo sviluppo del sistema di piccole e medie imprese, aiutato dagli accordi tra Italia, India ed Europa-Australia. Abbiamo ad esempio anche l'Australia l'opportunità che hanno le Olimpiadi e quindi l'ulteriore mercato che si può aprire per le nostre imprese. Poi sappiamo il Made in Italy com'è apprezzato, ad esempio tutto quello che riguarda l'arredo e il design nei mercati asiatici. Perciò questi appuntamenti sono strategici appunto per questi motivi, oltre che anche magari per delle opportunità di investimenti in questi paesi. Tra gli obiettivi del forum non c'è solo lo sviluppo di nuovi network, ma anche l'esportazione di valori, in particolare il know-how, le conoscenze, le competenze e le tecnologie della nostra regione. Insomma, un percorso per cogliere da ambedue le parti opportunità di nuove relazioni e di crescita. Abbiamo appena terminato il Gambero Rosso a fine maggio a Bangkok con quasi 1000 operatori di settore, perché la Thailandia accoglie moltissimo hotelleria, hospitality, e il food italiano è riconosciuto in tutto il mondo. L'India stessa si sta riqualificando come polo manifatturiero per tutta l'altro emisfero. L'Australia, territorio ricchissimo di materie prime critiche che in questo momento rappresentano davvero la salvezza, la forza di un paese.